La macelleria di Epifanio della Meloni Carni in via Palestro 65 a Calasetta offre alla sua clientela carni di prima qualità, tutto di produzione propria. Le carni della macelleria di Epifanio sono garantite perché verificate accuratamente per offrire alla clientela la migliore qualità. La lunga esperienza consente alla Meloni Carni di essere oggi una solida realtà sull'isola di Sant'Antioco. Un giovane esemplare di Occhione, chiamato così per la forma degli occhi, è stato rimesso in libertà nei pressi di Stagno Cirdu, a Sant'Antioco, dai responsabili del centro soccorso fauna della provincia di Carbonia Iglesias. Come ufficio di gestione turistica servizio tutela flora fauna dell'assessorato all'ambiente della provincia Carbonia Iglesias abbiamo attivato questo servizio oramai quasi un anno fa e oltre un anno fa abbiamo già liberato numerosissimi esemplari, siamo oltre 50 esemplari, mentre i casi di ricoveri sono oltre 200, quindi diciamo dei numeri molto importanti rispetto anche a quelle che erano le previsioni basate sui dati poi che gentilmente ci ha fornito il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale. C'è da dire che il servizio sta funzionando veramente bene, abbiamo l'appoggio da parte dei privati, l'appoggio da parte di tutte le istituzioni, per cui speriamo che possa andare avanti così e possa sicuramente migliorarsi. Il volatile era stato ritrovato esausto nella strada di Subrano da Paolo Garau, assessore comunale cittadino, che lo ha raccolto e consegnato alle guardie forestali, che a loro volta lo hanno affidato all'ufficio fauna della provincia. Si tratta di un occhione, un pullo di occhione, quindi un giovane occhione che è un uccello che frequenta le zone umide prevalentemente, ma anche le zone rurali di pascoli cespugliati, dove insomma, si trova bene un po' da una parte dall'altra. Ecco perché abbiamo deciso per questo periodo molto caldo di liberarlo magari vicino a una zona umida, perché sta meglio e quindi di sopravvivere senz'altro. Niente, non aveva grosse lesioni organiche se non una disidratazione e un indebolimento organico, perché probabilmente nella fase di passaggio da pulcino ad adulto ha sofferto un pochino di mancanze di alimentazione, che sa, un giorno di caldo oppure una zona non proprio ideale dove si è trovato, è stato un pochino male, ma adesso è pronto per essere liberato, è anche molto attivo. Cosa mangia solitamente? Per lo più è un insettivoro ed è caratterizzato da avere gli occhi, come li ha visto, molto grandi, per cui si chiama occhione, molto belli, colorati. Però vederlo lì in stato tranquillo, ho detto, beh, va a finire qualche mezzo, passa, non dispiace, anche perché la curiosità è forte, che non conoscevo questo uccello, per cui ho detto, vediamo un attimino, per capire anche, conoscere un po' anche la fauna. Ci sono popolazioni stanziali e migratrici, come ad esempio anche la nostra quaglia, ci sono popolazioni stanziali in Sardegna e altre migratrici. Alcune invece sono solo stanziali, come ad esempio la pernice sarda, altre invece sono soltanto migratrici o di passo in Sardegna nelle rotte migratorie dall'Africa all'Europa centrale, come un biancone che abbiamo liberato il 20 giugno, abbiamo liberato un'aquila, un'aquila dei serpenti o biancone, era un grosso rapace che a febbraio si è trovato in migrazione qua in Sardegna, stava raggiungendo l'Europa centrale e si è ferito, aveva avuto una brutta frattura dell'ala destra e quindi qua era impossibilitato a continuare la rotta migratoria, è stato quindi soccorso da persone come voi, insomma privati cittadini, hanno segnato al corpo forestale, ce l'ha portato, l'abbiamo curato, sta solita trafila, monasteri qua e là, e poi l'abbiamo riliberato 2 settimane fa, ha volato benissimo, veramente al 100%. Insomma è un animale, un grosso successo, perché è un grande rapace di cui ci sono soltanto 400-500 coppie nidificate in tutta Italia, quindi sono insomma uno dei 500 animali che è stato curato qua e l'abbiamo deliberato, è un grosso successo. L'occhione è stato portato al centro recupero volatili di Monastir, dove è stato accertato che era solo affaticato a causa del caldo e della giovane età. L'occhione è stato così riportato a Sant'Antioco e rimesso in libertà in una località vicino a dove era stato trovato.